La mia passione sono state le capre, abbiamo sistemato la stalla, l'abbiamo arredata e ora siamo arrivati a 50 capi e stiamo per chiudere. Ha soltanto 17 anni Denis De Bortoli, ma già da 3 si occupa di un allevamento di capre nella stalla che era del nonno. Qui tra le campagne di Trevignano sono passati maiali, vacche e pure cavalli. Ora lo spettro della chiusura dopo che sono emersi problemi burocratici anche in ordine all'accatastamento dell'immobile. C'è stato un sopralluogo dai veterinari e sono stati controllati i capi e ci hanno chiamato in comune e in comune ci hanno detto che abbiamo 10 giorni per toglierli dallo stabile. E questo significa due cose, o venderli o mandarli al macello. Sì. È molto probabile che gli animali andranno al macello perché è difficile trovare da vendere abbastanza un numero di 50 capi. Siamo molto legati tutti quanti agli animali, non ce la facciamo mandarli al macello. Questo è l'ultimo capretto nato che ha 3 giorni e dovrebbe avere un futuro qua dentro. L'appello è diretto soprattutto a Comune e ULSS, più in generale a tutte le istituzioni. Sto chiedendo alla politica di non farmi chiudere, di darmi una mano, anzi ad andare avanti. Sto chiedendo al sindaco se per favore ci può dare una mano. A guardare con orgoglio il figlio c'è il padre Franco, la sua è una considerazione amara. Il giorno d'oggi bisogna dare una mano ai figli, non che vadano in piazza a droga, bere, far casino. Un lavoro e una passione. Denis si occupa anche di un gregge di pecore, ora nel veneziano, diretto in Val Visdende. Mi sveglio alle meno un quarto alle 5 la mattina, sistemare le capre, dar da mangiare, pulire, buttare la paglia e poi andare al lavoro alle 7. Alle 7 perché ti occupi di un gregge di pecore, di 1000 pecore. Sì, un gregge di 1000 pecore. A dargli manforte anche il fratellino Dylan, 11 anni appena, ma anche lui con le idee chiare. Mi alzo presto e gli do sempre una mano. E questa stalla non va chiusa. Secondo me no.